Tell me why you want love, why my love. Tell me why you want love, why don't know. Tell me why. Perché penso che oggi sia una giornata riuscita, sarà un weekend lungo, quindi avremo ancora tanto, ci vedremo qua domani eccetera, ma oggi vedere, come ho già detto prima presso Rarinante, se lo ridico qua al Club Vela, vedere questi due club storici, storico questo, l'altro più recente ma molto come dire attivo, e invece questa è una realtà unica nella nostra Liguria, vederli lavorare insieme, fare qualcosa di concreto, un'attività per i ragazzi, la vela, lo sport, cosa posso dire? È il massimo, cioè siamo riusciti tutti insieme a fare qualcosa di bello che deve essere un punto di partenza, su questo ci tengo veramente tanto, che non sia un episodio spot ma possa essere veramente un punto di inizio per tante altre belle attività di sostenibilità, di ambiente e di sport. Grazie. Grazie Paola, quindi imparando veleggiando. Nostro ospite di oggi a Veleggiando, Roberto Nada. Allora, Riviera Sailing Academy, qualcosa sulla tua scuola e poi le altre domande, perché siamo molto interessati ovviamente a avere tutte queste informazioni sulla tua attività. Sì, Riviera Sailing Academy è una scuola con sede a Genova, alla Marina di Sesti Ponente, nasce 15 anni fa, io sono il fondatore e il direttore, nasce da un sogno, da un progetto che è quello di proporre qualcosa di nuovo nell'ambito delle scuole di vela in Italia. Le scuole di vela sono un ambito molto tradizionalista, molto restio alle novità. Io sono convinto che si possa fare molto in termini di nuove tecnologie, in termini di nuovi contesti, per esempio tutto quello che è il contesto ambientale, la conoscenza dell'ambiente in cui ci muoviamo, dell'ambiente marino, della parità e del diritto di genere che è completamente ignorato in campo marittimo. Quindi Riviera Sailing Academy nasce come mio grande sogno per riuscire a portare un po' di aria di novità nel mondo della vela. Senti, a proposito di novità, ovviamente io una domanda te la devo rivolgere per quanto riguarda il Blue Box. Parlaci del Blue Box. Sì, allora io inizio parlando di una imbarcazione che è Fiera Mosca, che è la mia barca laboratorio in cui in questi anni ho via via installato novità tecnologiche per la sicurezza in navigazione, per la didattica, e ultimamente mi sono interessato all'aspetto del monitoraggio ambientale, perché navigando tanto in Mediterraneo vediamo con i nostri occhi veramente tante cose brutte, proprio tante cose brutte, immondizia, detriti, animali morti, scempi ambientali sulle coste, tutte cose che solo dal punto di vista preferenziale di chi è in mare coglie. Dalla costa è molto più difficile cogliere questi aspetti. Quindi sono molto curioso, io sono una persona curiosa delle novità. Ho avuto la fortuna di incontrare una start-up torinese, Oceanis, che ha sviluppato una soluzione
molto bella che mi è piaciuta molto, una valigia completamente plug and play, quindi non richiede nessuna competenza tecnica, nessuna conoscenza scientifica, viene montata su una barca e mentre l'imbarcazione naviga permette di misurare le caratteristiche chimico-fisiche del mare che stiamo attraversando. Secondo me è una cosa straordinaria, proprio perché essendo curioso so quanto sono importanti i dati, perché noi conosciamo benissimo le condizioni del mare qui davanti alle spiagge della Liguria, perché c'è l'ASL che va a fare l'analisi tutti i giorni. Sappiamo le condizioni del mare dove passa la goletta del WWF una volta ogni tanto, ma anche solo in Mediterraneo ci sono immense zone su cui non abbiamo nessun dato. Ogni tanto passa un satellite e misura la temperatura della superficie, ma sotto la superficie è un enorme mistero. Per esempio noi navighiamo spesso tra Corsica e Golfo del Leone. In questa stagione, in queste settimane, le balene hanno i cuccioli e li allattano, quindi è una zona di ripopolamento dei cetacei. Tutti sanno che i cetacei sono lì, ogni tanto vengono visti, vengono campionati, però se ci si chiede ma quanta clorofilla c'è in quella zona, ma qual è la temperatura dell'acqua, ma il riscaldamento del Mediterraneo sta modificando le abitudini dei cetacei, non lo sappiamo. E quindi con Blue Box, vuoi dire, con questa tecnologia si può avere tutti questi dati, questa informazione? Sicuramente è una tecnologia che può aumentare la nostra conoscenza del mare e quindi permettere di capire meglio sia quello che sta succedendo sia quello che noi possiamo fare. Proprio oggi ho scoperto un nuovo oggetto interessantissimo che è il data logger, che permette di mappare il fondo del mare. Invece anche qui il fondo del mare è una geografia, è un universo, non è anche un continente completamente sconosciuto, adesso è sulla bocca di tutti per la tragedia del Titanic, ma in realtà al di là di quella zona specifica, ecco, anche il Mediterraneo, il fondale del Mediterraneo è un grande mistero, è un mistero straordinario. Avere la possibilità di poter navigare portandosi dietro un oggetto che ci permetterà di conoscere meglio, di mappare, di disegnare la geografia di dettaglio del fondo del mare è un'opportunità straordinaria. Infatti sicuramente anche su questo progetto partiremo molto molto presto. Grazie Roberto Nada per questo contributo, quindi grazie a Riviera Sailing Academy, rimanete con noi per gli altri ospiti di Veleggiando, imparando veleggiando. Grazie. Grazie. Allora consegniamo il nostro omaggio alla Anna Maria Campello, ambasciatrice di Genova nel mondo e vicepresidente dei Liguri nel mondo. Grazie di cuore, sono emozionata e commossa. Brava Anna Maria, Grazie. per tutto, anche per la mostra che hai fatto. La mostra Veleggiando su Genova, sì, 925 bambini hanno fatto disegni. Sì. Sono molto contenta perché questi giovani collaborano e devono iniziare sempre di più ad appassionarsi al mare, alla loro città e al mondo, di crearlo più bello perché ci sono loro che lo devono fare. Vi ricordiamo quindi la puntata che avevamo fatto il 31 di maggio a Palazzo Tursi, dove appunto Anna Maria Campello ha organizzato Veleggiando su Genova. La puntata è su Truman TV e su Sport Support e Discovery Genova. Allora adesso la Giada, la nostra Miss Estate Italia, consegna questo omaggio al presidente provinciale dell'ASI. Grazie a voi. Continuiamo ad andare avanti a fare queste cose che sono molto importanti, ok? Al prossimo appuntamento quando è? Vediamo tra qualche mese. Tra qualche mese, quindi ci vediamo presto. O tra qualche settimana. Non è vero. Grazie a tutti i partecipanti, grazie a tutti e soprattutto cercate di portare avanti il pensiero che abbiamo portato oggi qua, se no non serve a niente. Ok? Bravo. Grazie Presidente. Allora, Poi, ultimo non ultimo, un grazie alla nostra Cristina Montepilli, perché veramente è stata eccezionale. Ha lavorato tantissimo, non dico altro. Brava Cristina. Grazie Anna. Allora adesso ancora un omaggio al professor Paolo Guidetti, che sportivamente come sempre vuole farsi chiamare solo Paolo, però sì, che ho spiegato stamattina, quello è il mio nome, l'altro è il mio lavoro. No, detto questo, complimenti a Cristina e a tutti quelli che hanno partecipato, perché organizzare eventi è molto più complesso di quanto non appaia quando li si guarda soltanto. Quindi io, siccome ne faccio, so cosa vuol dire. Questo qua è particolarmente bello e particolarmente coerente con il nostro bel Mediterraneo,
in cui c'è una natura strabiliante ed è poi caratterizzata da una storia incredibile, in cui tutta la cultura, le isole Tabacchine, tutto rappresentano veramente un tassello straordinario. Grazie Paolo, quindi la Giada Andreoli ti consegna, la nostra Miss Estate Italia. Allora, altri omaggi ovviamente vanno al nostro campione di salvamento europeo e mondiale, Nicolò Di Tullio. Giada gli consegna il premio, l'omaggio, perché è veramente un omaggio, perché ha collaborato con noi anche nell'ideazione e nell'esecuzione dei giochi. Grazie per avermi dato la possibilità di partecipare a questa bellissima giornata con tanti altri attivatori, tanti altri che hanno deciso di contribuire a questa manifestazione, che come ha detto l'assessore è un inizio e così vogliamo che sia, e anche il mio ruolo di Young Leader del Comitato Internazionale Olimpico. Sport e ambiente possono andare insieme e la vela e tutti gli sport di mare sono precursori di questo concetto. Grazie all'ambiente noi ci divertiamo, proteggiamolo e tutti insieme salvaguardiamolo e conosciamolo sempre di più, meglio e insieme. Grazie Nicolò Di Tullio, un applauso. Allora, un altro omaggio veramente alle signore che ci hanno aiutato e che hanno collaborato con noi della Rari Nantes, Beatrice e Francesca. Ti possiamo far dire due parole così almeno, perché l'abbiamo presa in last minute, lei super sportivamente si è aggregata, l'abbiamo presa a bordo così, lanciata a bordo quasi. E niente, è stata una bellissima esperienza, i ragazzi mi sono sembrati tutti molto collaborativi e interessati, e anzi si sono aggiunti anche più di quelli che sembrava che dovessero partecipare, quindi comunque l'attenzione c'è stata, il mare c'è, l'ambiente c'è, meglio di così. Direi che le barche ci sono state, il mangiare pure, che fa sempre piacere, quindi direi che è andato tutto bene. Grazie anche a Francesca, la nostra istruttrice. Grazie a voi. Allora adesso la consegna la fa ecco la nostra Giada Andreoli. Allora, un incredibile grazie, veramente 3 volte, perché sono in 3, eccoli, Raffaella, Paolo Verducci e Carlo Barbero. Allora, un omaggio da noi tutti, perché veramente vi ringraziamo della collaborazione, dell'ospitalità e della pazienza. Noi ringraziamo voi per averci dato questa opportunità, quindi per me avere a che fare con i bambini, con i ragazzi, con quelli che hanno voglia di fare attività sportiva, non aggiungo altro, va bene così. Grazie, tra l'altro ricordiamo che il nostro Paolo Verducci è anche cavaliere dello sport, ex allenatore di calcio, gran cavaliere dello sport dell'Ordine Nazionale dei Cavalieri dello Sport. Anche lui. E anche Carlo Barbero, quindi ci teniamo a specificarlo. Grazie Giada, ancora un grazie anche ovviamente alla nostra Giada Andreoli, che Miss Estate Italia si è prestata, le abbiamo fatto fare ogni cosa, poverina, ovviamente ci ha aiutato anche con i bambini, quindi è anche stata un po' una tutor. Grazie Giada Andreoli. Complimenti. Un saluto. Vi ringrazio per questa bellissima giornata e nulla, grazie mille. Ciao Giada, quindi ci vedremo prossimamente, perché Giada con noi sta facendo una sorta di stage con noi di Truman TV, e insomma speriamo di averla ancora con noi sia in Italia che a Monaco, e continuate a seguirci, così potrete vedere insomma tutte le nostre attività e produzioni tra Genova e Monaco, imparando veleggiando e veleggiando su Genova. Sull'inquinamento. Cheers.
abbiamo il momento della poesia. Anna Maria Campello ci interpreta una sua poesia. No, questa è una filastrocca, perché mi piacciono tanto le filastrocche per i bambini, e questa per sfatare un po', rendere un po' più lieve l'inquinamento. Un giorno la gallina non fa più cocodè e l'uovo, poverina, lo fa color del tè. Ha un febbrone da cavallo, ha l'occhio tutto giallo, Covar non ha pazienza, si è beccata l'influenza. Pure il gallo si è ammalato e così tutto seccato grida il suo chicchirichì solamente a mezzodì. C'è la mucca col maiale che si sentono già male. Sul giornale stamattina c'è il maiale alla diossina. Se la terra è inquinata, il mangime, l'insalata, le carote, gli involtini non sono più così genuini. Pure il tonno è acciaccato perché il mare è inquinato dai solventi, dal gasolio, spazzatura col petrolio. Qui ci vuole del coraggio e cercare il salvataggio di quel sano che ci resta: l'acqua, l'aria e la foresta. Brava. Grazie Anna. Bella. Bella, molto. Sacrosanta verità.